Si è svolto stamani anche ad Agrigento il 166° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia di Stato. Lo slogan scelto dal capo della Polizia Gabrielli è stato "Esserci sempre". L'evento ha avuto luogo presso la Villa Bonfiglio, alla presenza di tanta gente, dei rappresentanti delle forze dell'ordine, del sindaco della città Firetto, del prefetto Caputo, del cardinale Montenegro. Quindi la lettura del messaggio del capo dello Stato Mattarella, del ministro degli interni Minniti e quello del capo della Polizia Gabrielli. Quindi la relazione del questore Auriemma. Dopo il saluto ai presenti, il questore ha voluto evidenziare un calo dei delitti commessi nella nostra provincia di circa il 7%, una festa che è servita anche a rinsaldare un legame tra le istituzioni e la società. Diversi riconoscimenti assegnati al personale della polizia che si è particolarmente distinto durante l'esercizio del suo lavoro, tra questi la medaglia d'argento al valore civile assegnata all'assistente amministrativo Calogero Giarratana, la promozione per merito straordinario al vice sovrintendente Maurizio Dell'Arte, quindi gli encomi solenni e semplici, tra cui quello andato al commissario capo Giovanni Minardi e agli ispettori Vella e Volpe. Lo slogan che il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, già dall'anno scorso ha voluto imprimere nelle nostre manifestazioni, sono due parole, esserci sempre. Noi tentiamo, ed è una sfida, una scommessa che giornalmente facciamo quando ci alziamo la mattina, indossiamo un'uniforme per andare incontro alla città, quindi vogliamo esserci sempre nel bene e nel male, ci auguriamo nel bene. Un commento sui dati che in alcune voci rappresentano un calo negativo, vuol dire che sono registrati meno attentati. L'indice delittuoso, devo dire, è migliore rispetto al dato nazionale. Il dato nazionale vale del 4,4%, noi siamo intorno all'8%. Dobbiamo spingere però le coscienze sociali, le coscienze cittadine anche a denunciare qualsiasi fatto ritengano lesivo della loro dignità. Spesso e volentieri noi consentiamo certi comportamenti e pensiamo che denunciarli non sia utile. Il mio invito oggi, che è la nostra festa, nel ricordo dei nostri caduti, dei nostri feriti, di quelle che giornalmente sono per strada in questo momento a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, è quello di invitare tutti a rivolgersi alle forze di polizia, non solo alla Polizia di Stato, oggi celebriamo la nostra festa, ma a tutte le forze di polizia, perché davvero ci siamo, vogliamo essere anche stimolati nella nostra attività quotidiana. Una valutazione sugli encomi che avete dato anche oggi? La valutazione degli encomi è il giusto riconoscimento, partiamo dalla medaglia d'argento al valore civile, parliamo delle promozioni di merito straordinario e encomi solenni, partono da un'attività di sacrificio in qualche caso della propria vita, di attività investigativa sacrificata, dolorosa e pericolosa, che ha consentito, grazie al supporto dell'autorità giudiziaria, il riconoscimento quindi delle idee, degli spunti investigativi con ordinanze di custodia cautelare che sono andate a smantellare certi sodalizi criminali mafiosi della provincia di Agrigento. Oggi 160° anniversario, lo slogan scelto è "Esserci sempre". Ecco, la sua prima festa qui ad Agrigento, una sua valutazione? Guardi, secondo me è stata una cerimonia molto bella, arricchita dai contributi tutti quanti bellissimi, a cominciare da quello del Presidente della Repubblica, il Ministro dell'Interno e il Capo della Polizia, ma ho molto apprezzato anche l'intervento del signor Questore e questo senso di grande vicinanza a tutte le persone che costituiscono la Polizia di Stato, segnalando in particolare come sia importante, in questo sono totalmente d'accordo, rafforzare sempre di più il legame tra le forze di polizia e la cittadinanza, perché questo è il senso del nostro vivere civile. Quindi una festa molto appropriata e opportuna in un momento come questo. Voi in questo siete molto impegnati quotidianamente anche con il comitato di sorveglianza sull'ordine pubblico, insomma anche in raccordo con le altre forze di polizia? Assolutamente, in questo devo dire, arrivando ad Agrigento ho trovato una solidarietà e un'apertura alla collaborazione immessa da tutte le componenti delle forze dell'ordine. Il comitato viene riunito ogni qualvolta riteniamo che sia necessario farlo, con risultati che spero non tarderanno a farsi vedere.